Benvenuti amici della terra di Nuraghes per questo nuovo appuntamento, anzi speciale appuntamento in un doppio momento televisivo sia per Catalan TV che per la Gazzetta Sarda, in cui insomma vi porto all'interno del momento della festa dei candelieri, nella preparazione degli addobbi per il candeliere e anche nel trasporto stesso di un candeliere, di uno dei 13 candelieri cittadini, e nello specifico stiamo parlando di quello dell'antica professione sassarese dei braccianti, del gremio di Nostra Signora della Mercede di Sassari. Siamo già nella sede bellissima, nella parte al piano terra, qui nella palazzina ottocentesca di via Guascone Capra, dove c'è la sede museo del gremio di Nostra Signora della Mercede. Per cui seguiteci in questi due appuntamenti, ci saranno anche e soprattutto i gremianti che vi renderanno partecipi di questa bellissima tradizione. E allora restate qui con me, restate con noi e andiamo in questo bellissimo viaggio nelle tradizioni popolari di Varada dei Candelieri. Eccoci per il posizionamento quindi della rosetta, di una delle tante rosette per la corona del candeliere della Nostra Signora della Mercede. Adesso vediamo appunto com'è il procedimento in questo bellissimo addobbo con Salvatore Vacca, che è il responsabile dell'addobbo del candeliere di Nostra Signora della Mercede, noto Toreddu, e il presidente invece del gremio della Mercede, che è Giuseppe Tilocca, ed è anche gremiante, e il decano e il gremiante anche obriere dei candelieri di quest'anno, che è il signor Antonello De Rosas. Adesso procediamo, andiamo. Vado? Vai ancora? Ok. C'è? Sì, quello fa. Adesso no, già lo spinge. Spinge per andare in fuori. Molla un po'? Molla un po'. Sì. Così. Quindi praticamente viene inserito al di sotto di Bora Bora, Salvatore Toreddu, Sì. vero? Al di sotto di Bora Bora sei tu che hai confezionato i Bora Bora. In poche parole, per creare una corona sotto i Bora Bora, che Perfetto, viene chiamato realmente serpentone, perfetto. creato e modificato da noi. Benissimo, queste sono delle rosette, abbiamo Sì, detto, sì, quindi le si rosette. differenziano un po' dal Bora Bora tradizionale, anche se poi la composizione è praticamente la stessa. È lo stesso, Ok. cambia un po' che quello là va a allungare, mentre questo viene pressato mentre si gira. Perfetto, perfetto. Invece Giuseppe, tu che cosa quindi stai facendo esattamente adesso? Allora, io sto legando queste rosette alla rete che abbiamo inserito all'interno della griglia dove sono appese tutte quante le bandiere, sono già attaccati in Bora Bora, con delle fascette, una cosa molto, molto semplice. Diciamo che questa soluzione ce la siamo studiata con Toreddu il primo anno che abbiamo iniziato a fare queste rosette. Quindi abbiamo fatto proprio, come diceva anche Toreddu, una modifica a noi, e quindi le leghiamo con le fascette a questa griglia, in maniera che rimangano stabili e non si muovano. Perfetto. Comunque anche durante il ballo del candeliere. Adesso ne inseriamo un'altra, ve lo stiamo piano piano andando a vedere. Solo un'altra cosa,
Per quanto riguarda invece questo punto appunto che insomma è all'interno del candeliere con questa griglia, se così possiamo dire, poi ovviamente verrà coperta Sì, al termine di tutto il lavoro. Allora, il primo anno che siamo scesi abbiamo fatto il classico serpentone. Ok. Antonello ha fatto Antonello De tutti i Rosa, Bora sì, Bora, Antonello De Rosa si è fatto tutti i Bora Bora e anche il serpentone, come si faceva. Sì, nel frattempo continuate, certo, venite. E quindi non c'era diciamo tutto quanto questo, tra virgolette, marchingegno. Poi già il secondo anno, già il terzo anno. Sì, sì, dal 2023. Sì, il secondo anno che siamo scesi col candeliere. Scusa un attimo. Vai tranquillo, vai tranquillo. Il secondo, spingi un po' ancora. Il secondo anno che siamo scesi col candeliere abbiamo fatto questa modifica. Eccolo. Ok. Questo ovviamente è il foro che occorre ovviamente per agganciarlo alla griglia, no? Giustamente. Ok, adesso la stessa operazione che ripetiamo. Quante rosette sono in totale, Toreddu? 32. 32 rosette, tutte fatte da te, Sì, con la collaborazione di Antonello De Rosas ovviamente, che hanno insomma preparato anche la Sì, carta, e poi abbiamo comunque nella scritto supervisione per Mastro generale. E Mastro Agostino. che in poche parole abbiamo assemblato tutta la carta, pinzata, Perfetto. poi tagliata con la macchinetta, un nuovo modo, Perfetto. invece di tagliarli con la forbice, che ormai la carta è un po' più grossa e crea dei problemi nelle pieghe. Quindi colorazione nuova, in alcuni casi ci Sì, abbiamo sempre aggiunto delle gradazioni ovviamente. diverse di oro, di giallo. Perfetto. Dai, procedete, io vi seguo. Spingi ancora. Di più non Che lo va. siamo pari. Perché questo è piatto. Ok. Infatti la pure io volevo capire. Prova a spingere un po'. C'è? Sì, sì. Diciamo che è una... A una ad una ovviamente. Esatto. Io Ed vedo è una- all'interno, perdonami se ti una interrompo, ma lavorazione un po' vedo... complicata perché Certo. dobbiamo stare attenti a Certo, non rovinare certo. i Bora Bora che sono già Io coinquilini delle volevo bandiere. approfittare perché vedo da questa visuale appunto si vede abbastanza bene quelle che sono anche la parte interna anche di questa famosa gonna, no? Così chiamata, che poi porterà anche le bandiere, no? Le bandiere confezionate da Antonello De Rosas, Obreri di Candeliere quest'anno. E appena poi ci puoi dire qualcosa, Giuseppe? Sì, allora la gonna diciamo che è il retro della gonna. Sì, che lo vediamo in questa colorazione, noi il vediamo rosso questa e oro, colorazione no? rosso e oro. Da quest'anno abbiamo fatto un'ulteriore innovazione. Noi abbiamo i colori che ci rappresentano di più, sono il giallo e il rosso. Infatti anche nella colorazione dei Bora Bora è rimasta diciamo questa caratteristica giallo e rosso, ma solamente per i Bora Bora, quelli dei bastoni delle bandiere. Perfetto. Il coronamento invece possiamo, sempre nelle tonalità naturalmente rimaniamo, quindi quest'anno giallo, l'anno scorso era un giallo e rosso insieme. E praticamente le bandiere che abbiamo utilizzato l'anno scorso e nei primi 3 anni che siamo scesi col candeliere, quelle gialle e quelle rosse intercalate, quest'anno abbiamo deciso di fare un'innovazione, fare tutte le bandiere bianche che verranno poi alternate di anno in anno. Quindi bianco e poi oro, bianco ovviamente. E oro. È un broccato bianco e oro. Motivi floreali, vediamo Motivi uva, floreali, grano, spighe esatto. di grano, vediamo i gigli, molto bello. Molto ricche. Intanto Le abbiamo continuate. confezionate Antonello in quest'anno. Bellissimo. E abbiamo deciso di fare quello che ho tagliato. Abbiamo deciso di fare questa innovazione per alternare praticamente
le bandiere di anno in anno. Perfetto. Intanto Quindi come un vedono anno bianche, i nostri amici un a casa anno- state continuando a lavorare ovviamente perché questo deve essere terminato e siamo quasi addirittura d'arrivo, vero? Sì, alcuni diciamo che vanno un po' Certo. accorciati, vanno Certo. adattati. E adesso noi continuiamo con il posizionamento delle ulteriori rosette. Girala appena se vi dà fastidio. Perfetto. Perché questa cosa qui dobbiamo stare attenti che non cada. Io cercherò di stare il più possibile vicino. Quindi li si fa una via ovviamente, no? Attraverso dei fogli di carta. Ecco qui inserito. Ci siamo? Vai. Spingi. Ci siamo, siamo pari. Perfetto. Posso togliere? Sì, sì. Benissimo. Ecco, in questo foro, adesso con questo piccolo tubo di plastica, no? Esattamente che cosa ci andrà in ognuno di questi poi Andranno piano delle piano, rosette più piccole, che sono, adesso le vediamo, prendile pure. che sono queste. Perfetto. E queste le fate tu, le Che confezionate andranno tu. inserite così. Inserite che poi verranno applicate ovviamente per non Con del cadere. silicone. Certo. E poi andranno anche sopra nei Bora Bora. Perfetto, adesso quindi sarà il coronamento finale di tutto l'addobbo praticamente. In media quanto ci vuole per fare un Bora Bora? Per esempio questi che vediamo, Toretto, fatti con 3 foglie abbiamo detto, no? Guarda, tra spinzarlo, accoppiarlo e ripinzarlo e girarlo un 5 minuti. 5 minuti. Quanti sono i totali che hai fatto Sono quest'anno? 32 Bora Bora e 32 rosette. Perfetto. E poi 64 rosette piccoline. Sì, perché sono ovviamente sia dalla parte di sotto ovviamente della corona che di E sotto. poi manca ancora la bacchetta del capocandeliere e la cosa più importante è che la croce. Infatti, che in questo caso ne vediamo Una lì parte. diciamo l'emblema, ovviamente la parte vicino alle bellissime divise, abbiamo già visto in altre occasioni. Da quanto avete iniziato pressappoco tutto l'addobbo del candeliere? Quando circa, Giuseppe? Intorno al 1° luglio abbiamo iniziato praticamente a fare i Bora Bora. Perfetto. Abbiamo iniziato. Certo, Ha iniziato certo. Toretto a fare i Bora Bora. Io la verità non li so fare. Li fa Toretto e Adesso siamo li fa lui. sì, abbiamo superato, oggi è 17 se Oggi non è erro, 17, diciamo, 17 sì. luglio e diciamo che tutta questa funzione poi avrà il coronamento generale finale con l'arrivo del candeliere stesso qui, che sarà tra i primi di agosto. Sì, ci porterà il porteremo- candeliere e noi lo vedremo in un sul- altro appuntamento. Porteremo sul candeliere porteremo giù il candeliere. Sì, Il dalla candeliere chiesa di San Giuseppe. In chiesa San Giuseppe. Perfetto. Dove sta tutto l'anno e viene trasportato solo in occasione praticamente della discesa del Perfetto. candeliere. E di questo ancora non diremmo altro perché lo faremo il giorno e quindi Diciamo andremo. niente su questo. Io intanto continuo a seguirvi, a vedervi, così e anche in questa visuale delle bandiere proviamo a farne un'altra da sotto. No, questo. Ora io parlo un po' a chi ci segue da casa, come vedete qui c'è una maestria e anche un ordine molto molto particolare, c'è veramente per cercare di rispettare anche l'eleganza di tutto quello che è il totale della parte coreografica e coreutica anche insomma, della parte proprio dell'addobbo. Togliamo. Se tu questo filo sì, sì. schiaccia appena questo, perché questo qui è perfetto, non lo posso muovere. No, va benissimo. Spingimelo ancora un po', Tore. Per tenermelo fermo. Ecco che gli amici di casa stanno guardando tutte le vostre operazioni. Sì, come ti dicevo prima è un'operazione un po' particolare, perché comunque non dobbiamo rovinare il lavoro già fatto. Certo. E poi siamo diciamo in una posizione un po' particolare. C'è caldo, siamo a luglio. Certo, dimmi una cosa che vale anche per Toretto ovviamente.
I Bora Bora, qui vediamo da questa inquadratura, hanno il loro bastone, se così possiamo dire, o sbaglio come terminologia, molto lungo, arriva praticamente fin dove? Arriva a un piatto di legno Perfetto. tondo, Che sta ovviamente alla base di tutto. che è la base, Quello che noi chiamiamo del- il cappelletto in ferro, chiamiamo, dai, diciamo. esatto, è la base del cappelletto in ferro. E in questa base ci sono 32 fori, 32 inviti, perfetto. dove vengono collocati i bastoni della bandiera. I bastoni sono funzionali alla bandiera. Ogni bandiera ha il suo bastone e il terminale del bastone della bandiera è il Bora Bora, che va a formare tutto questo, chiamiamolo coronamento. Sì, sì, Di cui perfetto. ovviamente, cioè, noi adesso magari Certo, siamo, lavorando vediamo infatti, anche la parte di dentro, infatti. ma quello che si vede poi è la parte esterna. Infatti. No? All'interno poi sarà tutto quanto chiuso alla fine del lavoro. Perfetto. Però almeno in questo caso la gente da casa che non ha neanche mai visto com'è il confezionamento anche non so, di una corona di un candeliere ha la possibilità di entrare un po' all'interno, no? Giuseppe, quindi il gremio della Mercede dà la possibilità di, e io vi ringrazio anche di questo, di poter vedere qualcosa che difficilmente gli altri vedono, Sì. che è anche parte di tutto il lavoro, ovviamente come abbiamo detto già da luglio, insomma, un lavoro molto lungo. Noi lavoriamo in questa maniera e ci siamo studiati noi questo metodo di lavoro. Anche Poi, la caratteristica. certo, non sappiamo. La caratteristica inclinazioni. dell'inclinazione Non sappiamo- stessa del Bora Bora, Sì, sì, che sono- deve sono essere volute così verso proprio per avere l'esterno. una certa inclinazione, l'unico candeliere Perfetto. che ha questa inclinazione. Perché Perfetto. la bandiera poi alla E fine questo- cosa succede? Va a, tra virgolette, appoggiarsi sul capitello del candeliere, Perfetto. quello che ha Se le non ci sei fossero facce. le bandiere, i bastoni non ci avrebbe questa inclinazione. E questa inclinazione è anche poi, diciamo, anche determina la parte estetica stessa, poi Sì, ovviamente. sì, noi abbiamo Perché avuto- da dove lo vediamo, da ogni angolazione, si vede proprio l'estetica che cercate. Quando è stato Sì, deve progettato, è stato progettato per avere questa inclinazione dei Bora Bora. Perfetto. Ci volevano per forza i bastoni. Bellissimo. Ed è veramente Senza bastoni non si interessante. capisce che inclinazione dare. Infatti. Anzi, forse dà anche più un movimento stesso al candeliere. Se vogliamo è anche una cosa Il tradizionale, foglio, va? certo. Sempre con i bastoni. Certo. Aspetta. Benissimo. Per la chiusura dell'addobbo, insomma, o comunque di una buona parte dell'addobbo delle rosette, questa è l'ultima rosetta, vero? Sì, Ora verrà inserita nell'ultimo posto spazio, ovviamente. lo spazio è molto ristretto. Certo. Quindi è un'operazione molto delicata. Ok, io cercherò di seguirvi da questa angolatura, vediamo da sotto. Perfetto. Aiutalo che non si pieghino quelle là, che si stanno piegando, amici. Aspetta, Aiutalo con la mano prima. prendi così. E apri verso fuori. E Toreddu dovrebbe passare da questa, vieni. Entra. Eccoci. E questa è l'ultima rosetta che chiude la corona del candeliere di Nostra Signora della Mercede per il 2025. Come vedete, amici da casa, siamo ancora nella sede museo. A posto, Giuseppe. Vedete l'operazione come è particolare. Adesso ci spostiamo nella parte sommitale e vediamo la composizione praticamente finale. Aspetta un attimo, devo bloccare. Questo è un applauso che ovviamente conferma questo, possiamo dire, la ritualità, insomma, anche una certa ritualità in questo. Ora procedi con la fascettatura, ovviamente, Giuseppe. Che non è facile, lo so, però adesso ti lascio fare. Vediamo ancora da qualche angolatura, quella inclinazione di Bora Bora che diceva appunto il decano e obrere candeliere Antonello De Rosas.
E siamo qui con Salvatore Vacca, Toreddu, noto Toreddu, per tutti coloro che sanno, insomma, di te, Toreddu, adesso io ti chiamo così, per il tuo vissuto all'interno dei Candelieri, quante discese hai fatto da portatore? Diciamo nei candelieri grandi, diciamo il 14 agosto, quest'anno sarà la 17ª, la terza con i braccianti. Perfetto, ha già partecipato insomma da portatore con altri gremi, adesso però concentriamoci sui braccianti Sì. e sulla Mercede, ma sei anche uno di quelli che più in città si muove per l'addobbo dei candelieri, Sì. oltre a un servizio che fai anche ad altri gremi, diciamo così, per un certo verso, così possiamo dire, sei parte integrante dell'addobbo del candeliere di Nostra Signora Sì. della Mercede. Hai in mano che cosa? Una rosetta. Che andrebbe Inserita nei sia qui lavora di perfetto, sopra, e mentre nella corona, nelle rosette più grandi. perfetto, benissimo. E adesso mi fai vedere Sì, qual è il adesso- confezionamento di tutto Va bene. questo. Dimmi qualcosina sull'addobbo, la realizzazione stessa dell'addobbo. Che cosa significa per te fare l'addobbo di un candeliere? Quanto tempo ci vuole? Perché per te è una vera e propria passione. Per me è una passione che nasce da bambino. Diciamo che per l'allestimento del candeliere ci vogliono dai 2 ai 3 mesi. Dai 2 ai 3 preparazione, mesi? Sì, tra Caspita. tagliare la carta, confezionare i volavora, poi inserire le bandiere, spillare, tutto un lavoro. Tutto un lavoro particolare che richiede Particolare. tempo, attenzione ovviamente, e poi si Con arriva calma. ecco, al confezionamento stesso di quello che è il Bora Bora, che Sì. però è un po' particolare, è un po' diverso dai classici, quelli vecchi antichi. Sì, insomma. diciamo che adesso un po' tutti i candelieri si sono modernizzati col tipo di Bora Bora, mentre prima rimanevano più radi, più vuoti, adesso si stanno riempiendo un po' più con carta. Perfetto. Per le rosette? Per le rosette è lo stesso taglio, ma abbiamo studiato col responsabile del candeliere Giuseppe Tirocca e col decano Antonello De Rosa. Abbiamo studiato un Bora Bora diverso, nel senso di come pressione di Bora Bora per incastrarsi, per creare l'antico serpentone. Sì, quello cosiddetto serpentone, Detto di quello che si serpentone, faceva sì. prima. In realtà questo quindi è una vostra... Sì, lo fanno un po' tutti Perfetto, questo tipo di certo. Bora Bora, però noi l'abbiamo un po' modificato Perfetto, per i benissimo. nostri standard. Benissimo. Quindi con questo tipo di lavorazione il tuo ruolo, oltre che da portatore, è anche un po' insomma da legante anche insomma tra i portatori, sei un pezzo importante, sei una persona importante all'interno di questo motivo diciamo così sociale, conviviale all'interno dei portatori, per cui adesso tu ci farai vedere a noi amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, restate con noi perché vedremo il confezionamento di questo mini Bora Bora o comunque rosetta per come è chiamato. Restate con noi e vedrete qual è la manualità di Salvatore Vacca. E intanto ci è raggiunto anche Agostino Farre, che è parte integrante del gremio, gremiante anche lui della dimostrazione Mercede, che in questo caso insomma, è una sorta di aiutante, per così dire, di Toreddu, e per farci vedere questa rosetta così importante dell'addobbo stesso del candeliere. Procedete pure e dici già Toreddu che cosa Adesso consiste. inizio a fare i tagli. Perfetto, quindi stai tagliando la carta Sì. che hai già Che è precedentemente pinzato. pinzato. Ok. E qui dove c'è appunto Agostino vediamo già una di quelle appunto carte già tagliate praticamente pronte, che poi una volta che tu terminerai questo dove verranno inserite? Sono inserite delle cannucce un po' ingrossate con Perfetto, la carta gomma. perfetto, quindi sono un po' insomma lavorate, riadattate per questo. Benissimo. Quanti tagli sono in media? Sono una trentina. Una trentina di tagli per ogni
sono ok. fatti diciamo a occhio, non c'è bisogno di nessuna misura. Questo tipo di carta è trovabile in commercio? Sì, cioè, sì, tranquillamente? si possono trovare in qualsiasi negozio. Perfetto. Che- Ascolta, la tua ricerca del materiale varia da luogo a luogo, cioè avviene tutto qua in città, il materiale, quindi la carta, compresa anche quelle che parliamo appunto per i Bora Bora. Diciamo che quello che non si riesce a trovare in città si può andare anche online a trovare qualcosa. Perfetto. Quindi Ormai la è tecnologia aiuta, Sì, insomma, è molto in più questo. facile trovare tutto il materiale qua. Perfetto. Quanto in media, insomma, di carta avete dovuto utilizzare appunto per l'addobbo? Sarà Il numero di fogli, ti ricordi Fogli- all'incirca? una cinquantina, sessantina, fogli da 1 m x 70, che poi abbiamo tagliato in A3, misura A3. Perfetto. E poi fotocopiati e tagliati a misura. Perfetto. Nel frattempo continua a fare questo ritaglio, così andiamo già alla fine, insomma, della preparazione di questo piccolo Bora Bora, che voi comunque chiamate rosetta in Sì. termine proprio gergale, insomma. Quante sono queste rosette? Abbiamo detto in totale? 64, 64 nel giro della corona. Perfetto. Tra se la corona del serpentone e Bora Perfetto. Bora, diciamo, delle rosette grandi. Perfetto. Poi ce ne saranno altre 3 che sono nei lati della croce. Sì. Uno in punta e 2 nei lati. Che la croce, ricordiamo, ospita la bandiera stessa, che è l'unica bandiera fissa, non come negli altri gremi dove c'è la bandiera dell'Obriere di ogni anno, ma la bandiera fissa con l'iconografia di Nostra Signora della Mercede e poi col nome dell'Obriere di Candeliere di quell'anno. Quindi nella croce, oltre quei Bora Bora ovviamente, no, ci saranno anche le rosette, dicevi. Ecco, adesso stai Sì, preparando la via, diciamo. Sì, la insomma. via, perché come Perfetto. abbiamo tagliato un po' si sono incollati, sono attaccati. Ok. Infiliamo una stecchetta Perfetto. e poi tiriamo e loro aprono da soli. Benissimo. Perfetto. E Quindi adesso, prende già la forma. Sì, adesso ha la sua forma, pronta a girare. Ok. Aperti. Adesso quindi che cosa fai? Adesso Ti aiuti con dello scotch? con della carta Ok, gommata. perfetto. E poi inizieremo a girarlo e poi chiuderlo. Benissimo. Eccolo, adesso andiamo un po' più vicino così vediamo come funziona. Vedete amici da casa qual è la manualità di questa preparazione, perché voi sicuramente siete abituati a vedere i candelieri sotto un'altra veste, cioè già appunto con la veste, e qui invece noi siamo praticamente dietro le quinte in quello che è proprio la modalità particolare nel dare un abito e un senso per la festa di questa processione così antica, di cui il gremio della Mercede già da qualche anno è parte integrante. Eccolo, adesso l'hai praticamente terminato. Pronta a essere inserita. Perfetto. Inserita e poi tu praticamente applicherai con del silicone. Sì, del dicevi. silicone, sì. Perfetto. Benissimo, allora Toretto, tra pochissimi secondi facciamo una chiusura con te davanti al cappelletto, per cui amici della Terra dei Nuraghes restate ancora qui. E avete visto amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV per questo appuntamento della Terra dei Nuraghes, appuntamento speciale, come Toretto ha confezionato questo mini Bora Bora chiamato Rosetta, e che vedete appunto in questo senso per come ci ha spiegato lui. Ma tu, oltre a questo, Salvatore, vieni ancora qui a favore di camera, come si dice in gergo, sei anche un costruttore di candelieri, anche di stazza abbastanza Sì, diciamo abbastanza grande. importante, ma anche di miei candelieri, Sì. quindi tutto in legno. Dici qualcosina su questo, come costruire un candeliere? Diciamo, per me è una passione, non è certo per avere un guadagno. Io faccio tutte queste cose, allestimenti, costruzioni di candelieri, miniature, dai mini e di stazza piccola, come hai già detto tu, per passione. Quindi la tua passione si riversa anche nelle tue giornate, perché Sì. metti delle giornate a disposizione, e quindi togli del tempo per altre cose. Diciamo che passo tutta l'estate Ecco. con questa passione. Perfetto. E non solo, anche durante l'inverno. Benissimo.
Allora, come avete visto, amici della Terra dei Nuraghes, con Salvatore Vacca, noi vi diamo ancora, diciamo così, il seguito di questa puntata speciale. Restate con noi che ancora vedremo qualcosa di importante, soprattutto per quanto riguarda il cappelletto o la corona del candeliere di Nostra Signora della Mercede, e quindi il racconto continua. Restate ancora con noi. Ed eccoci sempre nella meravigliosa sede museo del gremio di Nostra Signora della Mercede per questo momento che è proprio un preludio alla Faradda di Gandareri del 14 agosto qui a Sassari. E adesso vediamo con chi appunto siamo in compagnia, con Antonello De Rosas, decano del gremio di Nostra Signora della Mercede e paraio di Gandareri quest'anno, e quindi ha in mano qualcosina di importante, di interessante che ci farai vedere. Ciao Antonello. Ciao Bruno. Ciao a tutti voi, vedete, insomma, questo Buongiorno a tutti. è molto particolare perché sono 45 anni di storia di questo gremio all'interno per averlo rivitalizzato insieme all'altro decano Pierangelo Casu, che vedremo e incontreremo in un'altra occasione, e per cui continuate a seguirci. Eccoci Antonello, cosa è esattamente questo che tu hai? Lo facciamo vedere bene in camera. Ma questo è la copertura del cappelletto, praticamente è un tondo con il buco centrale dove ci va infilata la croce, la croce della bandiera dell'Obriere, e va legato all'interno del cappelletto per chiudere tutte le legature, tutte le cose che sono da nascondere. Questo farà da tappo e naturalmente è fatto in broccato con broccato rosso e oro, già fatto diciamo già parecchi anni, perché le bandiere sono state confezionate nel 2002, quando è stato praticamente costruito il candeliere. Quindi è sempre stato questo. Bellissimo. Quando sarà vecchio lo faremo nuovo. Certo. E noi tra poco vedremo qual è il momento in cui si applica questo cosiddetto tappo, se vogliamo chiamarlo in termini un po', ecco, coperchio. Noi non mettiamo i Bora Bora all'interno, lasciamo che la corona sia bella pulita e nitida, e la corona formata dai colori di Aragona sia nitida e si veda bene, e quindi ci vuole il tappo per forza per non far vedere all'interno. E questo è anche funzionale anche alla minor pesantezza stessa del candeliere. Quindi, come vedete, amici che insomma siete le prime armi in questo mondo, no? Per capire questo mondo, come persone come Antonello De Rosas, che vivono realmente la vita di gremio e soprattutto la festa patronale, che è il centro stesso della vita del gremio. Importante anche il candeliere, certamente, indubbiamente, ma la vita del gremio si colora esattamente dalla spiritualità e anche dell'ambito sociale stesso delle cariche gremiali nella festa patronale dedicata a Nostra Signora della Mercede. Spero di aver detto bene. Certo. E quindi il candeliere, diciamo qualcosina, dedicato a Nostra Signora della Mercede. Sì, c'è scritto in latino: Beate Marie Vergine della Mercede Dicatum, dedicato alla Beata Vergine della Mercede. Una brevissima descrizione del candeliere, colore, colorazione, c'è questa tecnica. Il candeliere diciamo che è stato ideato quando si è vista la realizzazione dai Sanna di alcune opere fatte a marmorino. Sanna sono artisti di valore, cittadini e anche restauratori, insomma, quindi praticamente ho avuto questa ispirazione da un lavoro fatto a finto marmo, e quindi praticamente mi ha dato l'idea per la decorazione del candeliere. Io poi sono innamorato del verde, quindi praticamente abbiamo scelto il verde Alpi. Perfetto. Anche perché diciamo per essere un po' unico nel suo colore, perché i candelieri verdi non ci sono, ecco, per avere un po' la particolarità. E poi è stato studiato in stile neoclassico, proprio perché doveva essere ospitato anche nella chiesa di San Giuseppe, quindi che è neoclassica. Ecco, che è la vostra dimora liturgica. Certo, dove risiede il simulacro della Madonna della Mercede, e dove si fa la festa patronale, si svolge. Benissimo. E quindi praticamente è stato studiato in stile neoclassico e niente, poi è stato decorato con le immagini, con la Madonna e lo stemma. Sul capitello del candeliere ci sono altre importanti pitture,
sempre dei Sanna, dimmi se sto sbagliando, No, certo. chi sono rappresentati? Allora, cioè il fondatore dell'Ordine della Mercede è quello che va davanti, Perfetto. E poi che che è San Pietro Nolasco. perfetto. Poi abbiamo San Raimondo Nonnato, abbiamo San Pietro Pascasio, vescovo, Sì. abbiamo San Pietro Ermengaudio, Ok. O Armengol Armengol, come è in scritto, spagnolo. insomma, certo. sono tutti, hanno la scritta in latino Perfetto. sotto diciamo, il dipinto. Benissimo. Poi c'è Santa Maria di Cervellon che è la fondatrice del ramo femminile. Perfetto. Perché suore. ricordiamolo che voi siete legati e aggregati all'ordine. All'ordine sì, della Mercede, quindi è logico che è automatico che Perfetto. prendiamo, prendiamo i simboli Perfetto. importanti dell'ordine, come lo stemma è acquisito per forza perché la Mercede Perfetto. è sempre raffigurata con lo stemma della Perfetto. Mercede. Quello che dovete sapere, cari amici della Gazzetta Sarda di Catalan TV, che il decano, e Obreri Candeliere ovviamente, tu insomma Antonello, sei anche il creatore di questa meraviglia che noi vediamo e che abbiamo la possibilità di ammirare il 14 agosto, sia la mattina la vestizione qui, e per cui insomma è un appuntamento che possiamo dare un po' a tutti, o sbaglio, di venire a trovare il gremio la mattina del 14 agosto per la vestizione del candeliere di Nostra Signora della Mercede, e alla sera stesso poi per la processione della discesa dei candelieri. Parlaci un po' di questa meraviglia. Allora, questo era qualche anno che diciamo che avevamo l'idea perché il candeliere praticamente è stato ideato anche con le bandiere, una rossa e una gialla alternate, sempre per riprodurre E anche oro? E anche oro, sì. Per riprodurre sempre, diciamo, tenere presente i colori del gremio, che sono gli antichi colori di Aragona, Perfetto. da dove nasce appunto lo stemma della Mercede. Però per avere una caratteristica, diciamo, un anno sì, un anno no, abbiamo voluto anche per non abituare l'occhio a vedere sempre, diciamo, gli stessi colori, si è voluto fare un cappelletto nuovo con delle bandiere tutte bianche, anche perché bianco è il colore sia della Madonna della Mercede Infatti. che della bandiera che usiamo, quindi sono i colori del gremio. Proprio per far vedere e goderci anche noi del gremio, Infatti. il candeliere un anno sì, un anno no, con i colori diversi. Bellissimo. Si è scelto un broccato molto, molto bello, raro, che ricorda un po', diciamo che si avvicina di più agli antichi ricami dei paramenti sacri, Bellissimo. che praticamente sarebbero la cosiddetta diciamo stile del fusetto, Bellissimo. il ricamo a fusetto, che è quell'oro imbottito, Bellissimo. e questo è quello che si avvicina di più. E Naturalmente qui vediamo- quando ci sarà il sole, adesso Ecco. si vede poco, ma quando ci sarà il sole, allora tutto questo oro verrà illuminato. Perfetto. Ma già qualche riflesso con la mia telecamera riusciamo a vederlo, come i miei amici della Terra di Nuraghe sono abituati. Andiamo sulla parte, diciamo così, decorativa, no? I motivi floreali sono presenti, sono parte integrante di questo bellissimo lavoro. Ne vediamo alcuni, me ne dice alcuni? Ci sono praticamente simboli liturgici che praticamente sono l'uva e le spighe di grano. Perfetto, Eccole adesso- qua. eccola qui, Eccole spighe qua, di spighe grano, di grano che e sono- l'uva la vediamo un pochettino da questa Sono proprio parte. simboli liturgici, Perfetto, quindi benissimo. Certo, il pane, il perché vino, praticamente insomma. questi sono broccati Certo, per paramenti perfetto. sacri. Ma vediamo anche qualcos'altro, insomma, giri. E poi ci sono volute, sì, sono le classiche volute dei ricami antichi che si facevano a fusetto. Bellissimo, bellissimo. E- La disposizione di queste bandiere, così i nostri amici a casa inizieranno a capire, poi quando vedranno il 14 agosto, il movimento stesso del candeliere, che è una coreografia spettacolare, è molto particolare nel gremio di Nostra Signora della Mercede nel candeliere. Allora, Non diamo tutti i segreti, ovviamente, amici. si è voluto dare una forma alle bandiere particolare per poter cadere automaticamente già in questa posizione. Cioè, poi bisogna solo spillarle, però già con questa forma che hanno le bandiere cade automaticamente già così, già pronta la bandiera, poi bisogna solo fissarle. Perfetto. Però in questo modo le bandiere sono già pronte praticamente, cadono così, si formano già questi noi diciamo questi cannoni Perfetto. che praticamente Benissimo, sono... benissimo.
E se mi permetti una piccola considerazione, in altri candelieri voi vedrete queste bandiere che sono le bandiere di ogni obriere di candeliere, che ogni anno ha la facoltà e la possibilità, entrando in carica, ovviamente nelle cariche sociali e gremiali, di avere quindi la propria bandiera personale. Il Gremio della Mercede, anche perché ovviamente essendo da pochi anni all'interno della Fiera dei Candelieri, non può avere un patrimonio di questo genere, ma allo stesso tempo ha rifunzionalizzato e personalizzato una condizione in cui poi anche il candeliere stesso è valorizzato maggiormente, perché le bandiere andranno non a ricoprire completamente il capitello stesso con le pitture che abbiamo detto precedentemente, e quindi è visibile, e quindi il ceroligno è completamente visibile, ma daranno quindi questa sorta di equilibrio tra una parte estetica che non è fissa, quindi non c'è tutto l'anno ovviamente, tra quel momento della festa e poi il ceroligno vero e proprio che durante l'anno poi dormirà in chiesa a San Giuseppe. E quindi io credo che questa sia una originalità stessa del gremio, che mi permetto di dire perché lo vivo, lo sto vivendo, e anche un certo ordine nell'eseguire alcune cose che è proprio caratteristica del gremio della Mercede. Vuoi aggiungere qualcosa o salutiamo? Cosa vuoi dire? Volevo aggiungere che volutamente non abbiamo voluto, mettere le immagini, anche perché non sono le bandiere degli obrieri, sono le bandiere dell'addobbo del candeliere. L'unica immagine che c'è è nella bandiera centrale della croce, che c'è l'immagine della Madonna, andrà qua su e lì ci andrà il nome di Nostra Signora della Mercede. Sì, ovviamente. Il nome con una targhetta in velluto ricamata in oro, il nome dell'obriere dell'anno. Perfetto. Ecco, solo questo. Perfetto. Questo sarà sempre uguale, perché e così si evitano anche di avere tante immagini, anche a volte una diversa dall'altra, Certo. che possono fare anche a parer nostro un po' di disordine, diciamo. Certo. A noi piace Certo. questo stile qua. E anche per mantenere la centralità stessa dell'iconografia Che è unica, mariana, sì, certo. ecco, che è quella poi riportata, Perché- e la vedrete nella bandiera anche stessa del gremio quando vi avvicinerete a quello che sono gli effetti stessi dell'insieme patronale, gremiale di una festa così importante. Salutiamo Antonello, Certo. va bene, mettiti a favore di camera gentilmente. Allora, ti ringrazio personalmente. Grazie a te e a Catalan TV e alla e Gazzetta alla Gazzetta Sarda. Sarda. Questa è la tradizione. Prego. L'ultima hai già salutato, ma invita i nostri amici a seguire. La sede nostra è aperta a tutti quelli che vogliono venire a trovarci e vedere un po' di vita gremiale, anche le cose che ci sono. È una sede museale, quindi ci sono tante cose da far vedere. Sono ben accetti tutti quelli che vogliono venire. E allora diamo due appuntamenti. Una Sì. al trasporto del candeliere, sempre con Gazzetta Sarda Catalan TV, e questo appuntamento nel secondo appuntamento speciale della Terra dei Nuraghes, e poi Certo, sarebbe il 4 di agosto dalla chiesa di San Giuseppe, intorno alle 8 si prende il candeliere. Perfetto. E poi verrà portato Perfetto. qui nella sede. e vedremo, non diciamo altro, nella puntata. Ma poi appuntamento al 14 agosto lo diciamo. Certo, sia la la mattina del 14 agosto siamo qui da presto, diciamo. Diciamo che l'orario ufficiale sono le 10. Perfetto. Ecco, dell'inizio della vestizione. Quindi dalle 10 si può venire qui e assistere, diciamo, alla vestizione vera e propria. Perfetto. Quando si issa, diciamo, si colloca il Il cappelletto. cappelletto sul candeliere. Allora adesso vi salutiamo proprio per davvero e restate ancora con noi, perché vedrete questo bellissimo viaggio nella Terra dei Nuraghes, puntata speciale per Gazzetta Sarda Catalan TV, qui gremio di Nostra Signora della Mercede, Antonello De Rosas, decano insieme a Pierangelo Caso, e quest'anno lui è anche per i candelieri, come vi ho già detto, per cui un saluto a tutti voi e allora continuate a seguire nella Terra dei Nuraghes.